Buongiorno a tutti, guardiamo oggi una partita giocata niente meno che dal grande Bobby Fischer al torneo internazionale di Palma di Maiorca del 1970. Qua Bobby Fischer gioca E4. Questa partita è stata giocata appunto nel 1970, come detto prima, dove Fischer era appunto nell'apogeo della sua forza, dove appunto avrebbe vinto dal 1970 al 1972, mi sembra, tutti i tornei fino a sfidare Spassky e diventare campione del mondo, quindi era indistruttibile, era una macchina da guerra e all'epoca giocava E4 per una questione di principio, dice lui. Poi con Spassky ha giocato anche C4. Ecco qua, normalmente, soprattutto ad alto livello, ci sono aperture, diciamo, principali come E5, la siciliana, la francese, la Caro-Kann, che sono le cosiddette aperture principali. Ci sono altre aperture secondarie come la scandinava. La scandinava è di 5 ed è stata giocata nella partita in questione. La scandinava, diciamo che si potrebbe già considerare come un errore posizionale alla prima mossa, dove non è che il nero perde, se il giocatore con il nero è molto più forte potrebbe ancora vincere, però il nero va già in svantaggio perché dopo i perdi 5, donna per D5, recuperando il pedone, il bianco gioca cavallo C3 attaccando la donna nera e così facendo guadagna un tempo di sviluppo sulla donna. Qua adesso le mosse moderne sono donna A5 o donna D6, ma anche qui il bianco ha ormai dei collaudati percorsi che gli portano ad avere un vantaggio. La Bobby Fischer è stata giocata donna D8. Donna D8 è molto curioso, che secondo me forse non ha delle peggiori tra le tre mosse, però a Fischer giocavano spesso questa mossa e c'è un'altra partita, penso giocata a in un'Olimpiade contro un austriaco dove avevano giocato G6 e Fischer aveva giocato un piano bellissimo di arroccare lungo e poi gli ha dato matto nell'ala di re. Una partita che viene autocommentata da Fischer nel suo libro 60 partite da ricordare. È stato il primo libro di scacchi che ho letto. In questa partita, che non avevo mai visto fino ad oggi, è stata una perla preziosa e ringrazio anche Christian per avermela fatta notare, per avermi proposto di fare un video su questa partita, perché così appunto ho potuto studiare un'altra perla del mio giocatore preferito. Ecco, poi il nero gioca a cavallo F6, a questo punto alfiere C4 gioca a Fischer. Si poteva anche far uscire il cavallo, però magari su cavallo F3, alfiere G4 inchioda il cavallo, dove qua di solito il bianco gioca in modo iperaggressivo, H3 su alfiere H5, G4, cavallo E5, un piano tipico, ma Fischer altri piani, altri progetti, gioca alfiere C4, perché l'alfiere in G4 non inchioda nulla, potrebbe anche venire attaccato, e su alfiere F5, oltre a cavallo F3, un'altra mossa possibile, bene, Fischer aveva altri piani in mente. Fischer qua gioca donna F3, una mossa estremamente interessante. La donna si sviluppa con tempo, attacca l'alfiere del nero e attacca il pedone in B7. Mossa interessantissima. Allora a questo punto uno potrebbe chiedersi, ma non è il pedone in D4 in presa? Ebbene sì, il pedone lo è. Ma dopo donna per D4 come giocherebbe il bianco? Il bianco ha due risposte attraenti. Allora, il nero ha guadagnato un pedone e attacca l'alfiere del bianco. Si potrebbe prendere in B7, potrebbe essere. Il nero prende l'alfiere, il bianco prende la torre, il bianco prende più materiale. Ma a me piace di più donna per F5. Perché è più interessante donna per F5? Perché quando il bianco gioca donna per F5, per il momento un pezzo in più, se il nero non recupera l'alfiere un pezzo in meno e quindi perde la partita in modo automatico, cioè su E6 il bianco, non so, può anche offrire il cambio delle donne, vincerà il finale a mani basse, e su donna per C4 segue donna C8 matto, una fine immediata e inaspettata. Il nero viene immediatamente punito per il suo ritardo di sviluppo. Quindi anche se il pedone in D4 è momentaneamente in presa non può essere preso. Su E6 può seguire donna per B7 guadagnando un pedone attaccando la torre. Il nero gioca donna C8 difendendo B7 e difendendo l'alfiere. Alfiere G5 punto esclamativo. L'idea di Fischer è continuare con lo sviluppo. Si potrà poi continuare con cavallo E2 a rocco corto o addirittura a rocco lungo, torre 1, cavallo F4, aprire tutto con D5 se il nero gioca E6. Il nero sta malissimo,
allorché il nero prova il tutto e per tutto e gioca alfiere per C2. Il nero dice un pedone è un pedone, però diciamo che il nero non ha quasi, cioè ha ancora i pezzi a casa, cavallo in B8 a casa, alfiere in F8 a casa e non potrà nemmeno uscire alla prossima mossa. Una posizione precaria. Fischer gioca a torre C1 portando in gioco la torre sulla colonna C semiaperta, alfiere G6, cavallo E2, accingendosi a sviluppare il cavallo. Nero gioca a cavallo D7, arrocco corto, E6 nero vuole svilupparsi, ma non ce la fa. Fischer intraprende subito azioni aggressive e inizia i cambi con alfiere per F6. Qua forse ancora più forte era cavallo F4 con l'idea, un altro sacrificio tipico di Fischer, perché Fischer giocava anche contro la siciliana, una variante che spesso giocava una variante che si chiama Sosi, con l'alfiere in C4, sono tipici sacrifici in E6. Per esempio se Nero avesse giocato alfiere 7, un sacrificio qui in E6 sarebbe stato forte, il cavallo impedisce gli arrocchi del nero, bianco vuole continuare l'attacco, sulla F7 torre 1, continuando poi con cavallo B5, magari donna B3, con attacco pazzesco contro il re nero. Qua probabilmente Fischer avrebbe vinto, ma la F4 era fortissima e i motori odierni la trovano subito, ma Fischer ha giocato un'altra mossa che secondo me è buona, alfiere per F6. Perché? Perché è vero che cambia un alfiere per un cavallo, perde la coppia degli alfieri, ma pone il nero di fronte a una scelta e vuole spalancare tutte le colonne. Ora il nero gioca un errore gravissimo, una mossa criminale, che è G per F6, che il nero autodistrugge la propria struttura. Ora nemmeno un arrocco corto darà sicurezza al re nero. E era meglio forse cavallo per F6, ma qui D5 apre il gioco. Quando si ha vantaggio di sviluppo bisogna aprire le linee. Su E per D5 il nero andrebbe incontro probabilmente a una sconfitta. Il bianco sta molto meglio, minaccia cavallo per F6, minaccia cavallo per C7, alfiere B5, tipo su alfiere 7, a parte altre mosse, cavallo per C7 penso che vinca, scacco di scoperta. Su cavallo per D5, alfiere per D5, il bianco sta vincendo anche qua, attacco decisivo. Su C6 penso che minimo c'è torre per C6 fortissima, e penso che il bianco vinca perché ha un pedone in più, hai tutti i pezzi sviluppati, questi pezzi non giocano, il bianco avrà presto un attacco da matto, vantaggio materiale, attacco decisivo, torre virtuale in più, la torre in accorto non fa nulla. No, qua nero avrebbe dovuto catturare di cavallo e giocare I5 per provare a mantenere la posizione chiusa, ma cavallo B5 avrebbe garantito un forte attacco al bianco, il bianco avrebbe attaccato in modo vigoroso e non sarebbe stato facile difendersi per il nero. Diciamo che la minaccia, per esempio su A6, la minaccia come sempre è cavallo per C7. Infatti secondo me che per questo il nero ha scartato questa, perché un doppio su donna per C7, alfiere B5, scacco, e minimo si guadagnano due pezzi, la donna per solo due pezzi. Ok, re di 8 forse, ma anche qui il bianco avrebbe un vantaggio di materiale decisivo, oltre ad avere poi comunque un attacco decisivo. Quindi su alfiere 7 c'è la stessa cosa, anche di 6 probabilmente è devastante, ma ok, cavallo per C7 anche mi piace. E quindi qua probabilmente il nero si era spaventato di fronte a questa minaccia, ma forse avrebbe potuto salvarsi con alfiere C5, dove qua il bianco magari rimane con un pugno di mosche se il nero arrocca. Il bianco avrebbe potuto giocare D6 punto esclamativo, perché se il nero prende in D6 il bianco vince, prende l'alfiere con doppio, guadagna la donna con la scoperta. Anche su C per D6 idem, cavallo per D6, alfiere B5, guadagnando materiale, attacco di scoperta con scacco. Qua il nero avrebbe dovuto quindi giocare, ripetiamo la variante, dopo alfiere per F6, non G per F6 ma cavallo per F6, D5 e 5 cavallo B5, alfiere C5 e su D6 lasciare tutto e arroccare. Anche se qui Fischer avrebbe preso in C7, a gioco sulla colonna C, un pedone passato, attacca la torre, su torre B8 cavallo D5, Fischer sarebbe stato meglio. Non si può prendere in D5 perché si prende in F6 e si crea una scoperta, quindi il pedone in passato rimane, bianco starebbe meglio, c'è pressione sulla colonna C anche. Questo era l'unico modo per il nero per rimanere in vita. Nero ha giocato G per F6 e ora, ahimè, la posizione nera collassa. Due punti esclamativi D5 per aprire il gioco.
Quindi una regola: quando sei in vantaggio di sviluppo, il re bianco si è già arroccato, bisogna aprire le linee. Se si aprono le linee, per esempio, si potrà aprire la colonna e i pezzi bianchi entrano in azione. Se per D5, per esempio, il bianco gioca cavallo per D5, partita completamente vinta, si minaccia torre 1 cavallo F4, cavallo D4 F5, si minaccia di prendere in F6. La posizione del nero letteralmente crolla. Ci sono altre idee, per esempio su alfiere G7, oltre a tutte le mosse che abbiamo visto, anche sempre questo tatticismo, doppio su donna per C7, attacco di scoperta, il bianco guadagna materiale, con guadagni di materiale decisivi. Il nero prova a mantenere tutto chiuso. Notare che il cavallo poteva andare in E5 attaccando donna e alfiere, ma la donna cattura F6, recuperando il pedone, attaccando torre e cavallo e vincendo quindi la partita. Nero prova a giocare E5, ma ora diciamo che ci sono delle voragini in F5, in E4, in H5. Bianco sta molto meglio, anche alfiere D3 con l'idea semplicemente di occupare queste caselle, cavallo G3, cavallo E4, cavallo H5, con vittoria sulle case chiare. L'alfiere campo scuro è ridicolo, il pedone in più doppiato non conta nulla. Il nero, partita persa. Alfiere B5 comunque va bene, alfiere 7, cavallo G3, il bianco vuole occupare le caselle, vantaggio posizionale decisivo. Anche H4, H5 per disturbare l'alfiere, se l'alfiere nero si cambia, se l'alfiere campo chiaro del nero si cambia su uno dei cavalli bianchi, le case chiare sono ancora più deboli. Il re nero sarà perennemente debole, questo alfiere è ostacolato dai propri pedoni. A6, alfiere D3, perché su alfiere per D3, donna per D3, nulla arresterà i cavalli del bianco. Il cavallo del nero va in C5, ma il cavallo non ha case forti, il cavallo può venire scacciato, poi più che altro nessuno blocca queste voragini. Il bianco vince la partita, è un vantaggio schiacciante. Nero ha giocato donna D8, H4, per dare fastidio all'alfiere. Nel punto il bianco vorrebbe provocare una cosa del genere, per poi occupare queste caselle, o magari la casella H5 con i cavalli. Nero gioca H5, alfiere F5. Su alfiere per F5 in un futuro anche questo pedone sarà debole, questo alfiere è pessimo, il bianco domina, potrà aprire poi il gioco. Nero gioca cavallo B6, cavallo E4, lasciando il pedone in D5. Ma il punto è che ora si vuole giocare torre D1 e difendere il pedone, tra l'altro. Su alfiere per, cavallo per, questo cavallo è fortissimo. Donna per D5 non è granché perché il bianco prende in C7, è un vantaggio schiacciante. E, tra l'altro forse il bianco minaccia di prendere in B7, se il nero prende in B7 poi c'è una scoperta. Posizione catastrofica per il nero, non può nemmeno arroccare perché l'alfiere in presa, tutto crolla. Il nero qua ha giocato cavallo per D5, torre D1 inchiodando, l'ultimo pezzo entra in gioco, posizione nera è catastrofica. Ora per esempio la minaccia numero 1 sarebbe torre per D5 seguita dalla scoperta. Per esempio anche se nero arroccasse, a parte che ci sarebbero 1000 altre vittorie tipo cavallo per H5, una vittoria più semplice, visto che il materiale non è un'opinione, torre per D5, donna per D5, cavallo per F6. Scoperta con scacco. Su alfiere per F6, donna per D5 con vantaggio di materiale decisivo, donna per torre, poi la donna farà man bassa di pedone. Il nero quindi gioca C6 per rafforzare il cavallo, ma cavallo C3. Questo alfiere è sempre pessimo, il bianco rinuncia a un cavallo attivo per aprire tutte le linee, la posizione nera collassa. La donna si sposta per togliersi dalla colonna, torre per D5, 2 punti esclamativi. Probabilmente anche cavallo per D5 avrebbe dato vantaggio decisivo, ma così facendo i pezzi bianchi entrano in attacco. Partita magnifica. Ora se la donna va in D7 e in altre caselle, per esempio anche cavallo C7 doppio vince, che non si guadagna la qualità, si guadagna la torre secca perché le torri nere non sono collegate. Poi il cavallo può salvarsi, o si può difendere il cavallo guadagnando materiale, il bianco vince. Il nero ha giocato donna per B2, ecco qua, tante idee. Fischer forse poteva entrare in C7, Fischer gioca torre B1, l'alfiere protegge la torre, che attacca la donna prende in A2, torre per B7. In questa posizione il nero ha abbandonato. Il nero ha la qualità in più, ma le due torri non sono coordinate con nessun pezzo. Il re in mezzo, l'alfiere è attaccato, se cade l'alfiere è finita. Ora, se l'alfiere per esempio rimane in presa, se il nero arrocca, il bianco vince, gli mangia tutto. Mangia tutto, poi prende H5 e non si può nemmeno ricatturare. Cioè il nero ha perso tutto. Forse re H8 si può fare, ma il bianco vince comunque, prende, che il bianco va a dare matto. Matto dappertutto. Se il nero sposta l'alfiere, per esempio alfiere di 8, il bianco vince, prende in G6 su F per G6, cavallo per F6. Scacco. Su F8,
penso che ci sia un attacco da matto in vari modi. Per esempio si può tornare indietro bloccando la donna, viene bloccata e se il re si muove, donna F7 matto, coordinazione perfetta, solfiere per F6, donna per F6 penso che manterrebbe probabilmente un attacco decisivo, ma meglio ancora dare una sequenza di scacchi, donna C6 scacco, su re di 8 matto, il re non può andare in settima traversa per la torre, su F8, donna per F6, re G8, ora la donna nera controlla F7 ma andiamo matto nell'altra casella. Su re 8, donna per H8 da matto in poche, donna E7 da matto subito. Una partita spettacolare. La morale della favola è non giocare la scandinava a Bobby Fischer. No, comunque a parte gli scherzi. La scandinava è un'apertura più o meno dubbia e giocarla si espone a grandi attacchi. Se il bianco gioca bene, il nero davvero viene messo subito alle strette. Secondo me è una partita davvero significativa che mi piace molto. Presto vedremo altre partite commentate e magari anche altre partite di Bobby Fischer. Se vi piace qualche partita di Fischer potete segnalarla nei commenti, Fischer contro qualche avversario che conoscete, e sarà un piacere commentarla visto che è uno dei miei giocatori preferiti.